Pasquale Hamel, oggi si presenta questo suo libro qui ad Agrigento, un libro che parla di Islam e di altre cose. Sì, è appunto Islam e Occidente, questo rapporto difficile fra Islam e Occidente. Il libro ha un sottotitolo, La notte della ragione, e qui è significativo perché il problema è appunto la ragione che sta al fondo di tutta questa realtà complessa che è Islam e Occidente. Qual è la morale del libro, o meglio, qual è la sostanza del libro? Che cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto spiegare da un lato che cos'è l'Islam, questa galassia, questo universo sconosciuto, dall'altro lato vedere l'origine del fenomeno che più materialmente ci tocca, cioè il terrorismo, da dove nasce, da dove viene. Ecco. E allora, per quanto riguarda l'Islam, l'Islam è poco conosciuto. Noi lo conosciamo attraverso diciamo delle posizioni piuttosto che degli approfondimenti. Posizioni parlo chi è favorevole, chi è contrario, chi dice che l'Islam è la negazione di tutto, chi dice invece che l'Islam invece è pace, chi dice che l'Islam è guerra. L'Islam è qualcosa di estremamente complesso e articolato e che nasce anche in contesti assolutamente diversi da quelli nei quali viviamo e che purtroppo per suo destino, ecco, per una serie di contingenze storiche, per diciamo anche delle anomalie, delle aporie a monte, non ha avuto quell'evoluzione che invece in altri fenomeni, perché l'Islam non è solo religione, è anche cultura, è anche diritto, è anche un sistema di vita. Ecco, altri hanno avuto. È un libro che non vuole offrire né soluzioni né ordini, né vuole soltanto aiutare il lettore a conoscere un argomento così delicato e così complesso. Con umiltà e modestia ci siamo avvicinati al tema e anche con qualche brivido, diciamo così, di quasi paura, perché poco fa l'amico Pasquale parlava di conflitti, parlava di contrasti, io parlo più che altro di una mancata incontro tra la galassia islamica e la galassia occidentale. Fra queste due galassie diverse, che hanno avuto una tradizione diversa, una storia diversa, un'evoluzione diversa, oggi manca il dialogo, manca il confronto, la possibilità di confronto, e questa mancanza di incontro crea o rischia di creare una collisione. Dove può stare la soluzione? La soluzione può stare nel rinvenimento di un linguaggio comune fra queste due entità così lontane e così diverse che possano dialogare. Questo finora è mancato. Perché è mancato? Questo è mancato per colpa dell'una e dall'altra parte. Si potrebbe realizzare questo incontro? Tutto è possibile, il problema è trovare degli interlocutori e soprattutto una comunanza di linguaggio e di espressione che noi riteniamo si possa trovare soltanto nella laicità e nella tolleranza, non nella intolleranza e nella contrapposizione violenta. Questo è il messaggio che cerchiamo di trasmettere.